Dopo un inizio incerto causato dal maltempo, prosegue la stagione estiva nella Riviera Ligure. Tanti turisti, stranieri e non, che affollano le strade e le spiagge del Tigullio. Se a molti le località della costa piacciono senza un però, altri trovano qualche pecca che potrebbe essere migliorabile. La Riviera è molto bella, molto caratteristica, quelli sono i pregi e anche un po' abbassato i prezzi, devo dire. Difetti, ma non ce n'è, forse un po' il mare, un po' torbido. Io ho una vita che vengo in Riviera e mi trovo benissimo. Sestri Levante sono 30 anni che vengo, quindi i contro, vabbè, un po' di baccano, una certa ora, però fa parte del gioco e i giovani ce ne sono abbastanza, quindi è tutto normale, tutto questo, ecco. Avete un forno di fiducia? Un forno di fiducia, ma guarda, ne giriamo diversi e ci troviamo abbastanza bene, la qualità è ottima. Ha qualche aneddoto carino da condividere con noi? Sì, tante meduse. Sembrerebbe che il turista medio venga a trascorrere le proprie vacanze in Liguria per il bel mare e il buon cibo, non invece per le attività ricreative dedicate soprattutto ai giovani, l'organizzazione delle quali sembrano essere evidentemente carenti. Beh, la Baia di Silenzio c'è per uno spettacolo, però d'estate c'è un caldo infernale, quindi io consiglio a tutti di venirci a ottobre, novembre o in primavera, che è una meraviglia. L'unica cosa, bisognerebbe organizzare un po' più di attività, soprattutto per i ragazzi, quello sì, diciamo per i ragazzi da 10-15 anni, ecco, in quella fascia d'età lì effettivamente c'è un pochettino poco. Beh, si sta tranquilli, c'è ritmi con calma, non c'è, mi sembra, troppissima gente. Qualcosa no, vabbè, sicuramente prezzi poco abbordabili per alcune cose, poi ma basta in realtà. La Riviera è poi scelta anche da molte persone che sono soltanto di passaggio per un aperitivo, una cena da amici o un pranzo per l'anniversario di matrimonio. E oggi siamo venuti a fare un giretto per il nostro anniversario. Wow, ecco, questo è un bell'aneddoto. Al marito l'anniversario, come mai avete scelto Sestri Levante? Beh, siccome siamo un'azienda appunto vitivinicola, noi siamo venuti qua a fare questa manifestazione e vogliamo proporre un po' a questi ristoranti i nostri vini e così abbiamo unito l'utile al dilettevole. Quanti anni di matrimonio? Il 7° anno, il più critico.